In questo momento abbiamo un focus group sull'agroforestazione che sta visitando Valle Vecchia, è un gruppo di lavoro a livello europeo. Lo scopo è quello di lavorare assieme per mettere a punto un documento che poi la Commissione europea utilizzerà per la sua programmazione, sia dall'altra parte dando delle linee operative per i gruppi operativi, quindi per quei gruppi che il programma di sviluppo rurale prevede di mettere assieme per risolvere determinati problemi. In questo caso è introdurre i sistemi agroforestali nelle nostre aziende, un qualcosa di estremamente sfidante, ancora molto poco usato, pochissimo usato in Italia, ma che proprio per questo deve essere testato in aziende come Valle Vecchia. Perché Valle Vecchia cosa propone? Ma Valle Vecchia ha un sistema ormai di una ventina di anni dove si è cominciato a trasformare i vecchi appezzamenti senza nessun albero in sistemi dove abbiamo alberi ai margini come siepi campestri, come fasce tampone, come fasce frangivento. Adesso Valle Vecchia sta aggiungendo un nuovo sfidante sistema che è quello dei sistemi silvoarabili, dove addirittura gli alberi li piantiamo lungo le scolline in mezzo ai campi, una specie di eresia, soprattutto da un certo punto di vista di un'agricoltura tradizionale che non è capace di pensare in termini di complessità. Questo è un gruppo di lavoro come altri che abbiamo lanciato all'interno delle attività della rete europea per il partenariato europeo per l'innovazione, che è coordinato dalla Commissione europea. I focus group sono dei gruppi di lavoro che riuniscono una ventina di esperti da diversi paesi europei, ognuno con un'esperienza personale in campo accademico o pratico, che discutono su delle tematiche legate al settore agricolo e forestale, con l'intenzione di raccogliere lo stato attuale delle conoscenze riguardo alla specifica tematica e promuovere anche suggerire come piste di innovazioni per progetti agricoli innovanti nel settore agricolo forestale. Questa è la seconda riunione, i focus group di solito si incontrano per 2 volte. Lo specifico missione di questo focus group è di discutere sull'agroforestazione come sistema agricolo alternativo ai sistemi convenzionali più specializzati, con un occhio di riguardo a cosa manca per sviluppare ancora di più in Europa sistemi agricoli agroforestali, con un occhio di riguardo alla loro redditività e produttività. La visita a Valle Vecchia si inserisce molto bene nelle discussioni che sono intraprese durante le due riunioni, soprattutto questa attuale qui a Portogruaro, perché rappresenta un po' un esempio vivente di quello che è possibile fare con l'agroforestazione oggigiorno, e quindi dona un po' la prospettiva di quello che può essere un approccio in tale senso per un'agricoltura del futuro. La Regione ha aderito all'idea del Partenariato Europeo per l'Innovazione, introducendo nel proprio PSR la misura 16, in particolare l'intervento 16.1, che ha l'obiettivo proprio di sostenere i gruppi operativi sia nella loro costruzione, nella fase della loro costruzione, sia nella fase del progetto vero e proprio, della realizzazione del progetto, che si articola attraverso diversi interventi che vengono sostenuti poi da altre misure oltre alla misura 16. Per un totale di? Allora, la misura 16.1 finanzia i gruppi operativi con un importo di 6,5 milioni nell'intero periodo di programmazione, ma questo è solo la punta dell'iceberg, perché poi dovendo costruire i progetti attraverso l'assemblamento di varie misure, il budget complessivo aumenta notevolmente fino a diventare 10 volte maggiore. Valle Vecchia è un'azienda agricola con un'elevatissima biodiversità per la presenza di molti habitat costruiti nel tempo dall'uomo. Noi stiamo cercando di studiare se la migliore agricoltura, l'agricoltura più innovativa, riesce a convivere, anzi a migliorare tutto questo ambiente che abbiamo all'interno e all'esterno di Valle Vecchia. Lo facciamo attraverso diversi progetti, alcuni europei, soprattutto progetti LIFE. Valle Vecchia è l'unica azienda in Europa ad avere contemporaneamente 3 progetti LIFE
in armonia tra loro, che studiano la possibilità di un'agricoltura altamente avanzata ma a basso impatto sull'ambiente.